E buon venerdì sera amici sportivi di Avelia e benvenuti al Palazzetto Le Grazie di Verona per l'11ª giornata di campionato della Serie C1 Calcio a 5 Girone del Veneto. Abbiamo questa sera di fronte i padroni di casa del Verona contro la Futsal Jesolo, rispettivamente sesta e 14ª forza del girone. Andiamo subito a presentarvi le formazioni. Cominciamo dalla formazione di casa che schiera con il numero 1 Di Fazio, con il numero 5 Righetti, con il numero 6 Menegazzo, il numero 8 Fantasia, il numero 9 Burgos, numero 10 Campana, numero 14 Cruccu, numero 16 Donin, numero 11 Ciurnelli, 21 Fami, numero 22 Campolongo, numero 99 Bertoldi. Gli ospiti rispondono con il numero 1 Azzalin, numero 2 Biondo, numero 4 Vanin, numero 7 Marletto, numero 9 Sakirovski, numero 10 Vanin, numero 11 Mirto, numero 12 Munteano, numero 22 Lovisetto, numero 23 Celin, numero 24 Callegari, numero 25 Beltrame. Ovviamente faremo differenze durante la gara per quanto riguarda il numero 4 Vanin Matteo, specificheremo magari anche il nome, e il numero 10 Vanin Andrea. Siamo a ridosso del calcio d'inizio, squadre che vengono dall'ultimo turno in cui il Verona ha avuto una battuta di arresto in trasferta, una brutta sconfitta per gli uomini di Bruno Giorgio, dopo una serie di risultati utili consecutivi che iniziavano a far ben sperare per le posizioni di vertice della classifica. La Futsal Jesolo, che diciamo 14ª forza del campionato, sta facendo fatica in questa stagione, arriva da un pareggio ottenuto la scorsa settimana. Siamo pronti quindi per il calcio d'inizio. Il mister della formazione ospite, Davide Campagner, attende il calcio d'inizio. Il direttore di gara si consulta con il suo assistente. Si può dare inizio a partita che è interessante per due punti di vista. Verona che deve riscattarsi e vedere se ha la stoffa per inseguire le squadre là davanti. La Futsal deve recuperare invece morale per il proseguo della stagione. Staremo a vedere se Verona potrebbe essere il campo giusto per la Futsal Jesolo per ricominciare un percorso in salita fin qui. Cominciamo con il possesso per Verona, con Fami, Menegazzo, ancora Fami. Campana anticipato, pericoloso subito la Futsal con Sakirovski che viene bloccato qui da Fami. Un pallone intercettato da Callegari, rubato a Campana, poteva diventare pericoloso. Una conclusione ribattuta in fallo laterale dalla difesa di casa ad opera di Munteanu. Ancora Munteanu in possesso, si porta il pallone sul sinistro, non ci riesce. Buon recupero di Ciurnelli che favorisce la ripartenza di Campana lungo il filtrante per il numero 11 Verona, oggi in maglia verde. Il rilancio buono a servire subito Vanin Matteo, però viene bloccato dal pressing difensivo veronese. Si può ripartire con Fami, Menegazzo, Campana. Dicevamo come nelle ultime giornate Verona stesse cominciando davvero a prendere consapevolezza dei propri mezzi, una serie di vittorie consecutive davvero interessante. Qui Campana non trova Fami e concede il possesso agli ospiti. Sakirovski cerca e trova Munteanu braccato, allora deve tornare indietro. Vanin, steso Vanin da Ciurnelli, tutto regolare secondo l'arbitro, uno scontro fortuito di gioco probabilmente. Munteanu scavalcato nel rilancio di Azzalin. Si riparte quindi con possesso Verona, una prima fase di studio certamente per le due squadre. Si comincia a prendere le misure, a capire un po' come sta in campo l'avversario. Buona la triangolazione che porta Campana
davanti ad Azzalin che manca il pallone e non concede però la rimessa a Verona. Non è d'accordo Famì, ma si riprende il gioco con Azzalin che lancia ancora una volta verso Munteanu. Si lamenta il numero 12 Jesolo. Famì prova a fare uno slalom ma viene intercettato da Munteanu che serve Sakirovski, intercettato da Menegazzo. Ancora Sakirovski, si porta la palla sul fondo ma era uscita precedentemente. Sarà rimessa per Verona quando sono trascorsi solo 2 minuti di gioco. Punteggio ovviamente inchiodato sullo 0-0. Menegazzo. Pallone non arriva a Ciurnelli, ribattuto, la riprende Famì. Campana. Ciurnelli prova a duettare con Campana, il pallone rimbalza inizialmente contro Vanin, poi ritorna tra i piedi di Verona. Questa volta bloccati i veronesi. Munteanu tergiversa un po' Munteanu, poi la conclusione di Vanin. Matteo da lontano. Ancora Munteanu, l'esterno della porta di Fazio. Munteanu è la prima conclusione verso la porta a ridosso della fine dei primi 3 minuti. Una futsal comunque che sembra essere scesa in campo con convinzione. Per il momento Verona in fase ancora di studio. Abbiamo visto comunque sempre stato il forte di questa squadra la seconda frazione di gioco. Faremo vedere se anche questa sera è così. Manovra Sakirovski, cerca Munteanu, non si capiscono i due, cenno comunque di intesa. Si riprenderà con la rimessa di Fazio. Famì. Menegazzo, Famì. Verona che cerca di disimpegnare la difesa jesolana per provare a colpirla come precedentemente tentato con delle triangolazioni volte a non dare un po' di punti di riferimento, ecco, a formazione ospite. Possesso ancora Verona. Per il momento nessuna conclusione verso la porta dopo 4 minuti di gioco per Verona. Una conclusione invece per Jesolo. Qui invece un'altra conclusione da parte di Vanin. Di Fazio ha provato a bloccare il pallone che è fuggito però in calcio d'angolo. Lo stesso Vanin sul punto di battuta. Pallone teso in mezzo, non arriva Callegari per il tap-in vincente. Si riprende quindi con la rimessa per i padroni di casa. Ciurnelli. Provato lo scatto Campana per trovare spazi, ma nulla da fare. È un inizio sicuramente complicato per Verona. Entrato in campo Bertoldi, appena messo il pallone in tribuna. Vanin, la conclusione ribattuta, attenzione, 2 contro 1, Ciurnelli, serve Campana, ancora per Ciurnelli, grande riflesso di Azzalin. Si distende e blocca questa occasione pericolosa, la prima per Verona. Stava per incunearsi, qui invece Sakirovski in area di rigore scappa via il pallone dopo il calcione di Menegazzo ad allontanare. Attenzione qui che Callegari stava per perdere un altro pallone in contropiede pericoloso. Poi la conclusione di Munteanu termina sul fondo, pericolosa però la futsal in
questa circostanza. Qualche cambio per Verona, sono entrati Burgos, Fantasia che qui era in possesso di pallone e Donin qui adesso è entrato in possesso di palla. Bertoldi alza un campanile per la Fantasia, lo stop del numero 8 è buono, preferisce tornare indietro da Donin. Bertoldi, Donin rischia qui nell'1 contro 1 contro Sakirovski, si appoggia a Fantasia. Burgos arretrato, Verona cerca di non dare nessun punto di riferimento a rotazione, vedete i giocatori tornano in difesa, attenzione, Donin stavolta braccato, era riuscito Sakirovski a rubargli il pallone, interviene Di Fazio con sicurezza. Ancora Verona che prosegue con il suo possesso qui, Burgos fa gomitate per tenersi il pallone, poi attenzione a Monteanu, ancora in possesso di palla, prova la conclusione Monteanu, ribattuta da Bertoldi in fallo laterale. Dall'altra parte Vannin cerca Cellin sulla fascia di destra, non va a buon fine l'affondo del neo entrato, quindi rimessa per Verona. Scorre via veloce il cronometro per chi si fosse collegato da poco sui nostri canali. Verona-Jesolo, partita di questa sera, al momento punteggio bloccato sullo 0-0. Vi ricordo, 11ª giornata di campionato, c'è distacco tra le due formazioni in classifica, anche se dobbiamo dire che da questi primi 6 minuti e mezzo di gioco Jesolo ha cercato di non dimostrarlo, prendendo in mano l'iniziativa per il momento della partita. Verona attende momenti migliori. Donin. Sono stati vari cambi anche per Jesolo. È entrato con il numero 7 Marletto ed è entrato anche Vannin Andrea con il numero 10. Nuovo possesso Verona, ma non si capiscono Donin e Bertoldi, un po' l'emblema di questi primi 7 minuti di Verona, che è parsa quantomeno in difficoltà nella fase di impostazione del gioco. Vediamo se Bertoldi dà inizio ad una manovra più pericolosa. Burgos difende il pallone con il corpo, la conclusione di Donin, blocca Azzalin che lancia lungo per Vannin, ma troppo lungo per il numero 10, il rilancio dell'estremo difensore. Burgos, l'aggancio non è buono, recupera Vannin, poi Burgos vince dei rimpalli, poi cade giù a terra. Burgos lamenta una botta alla nuca, al collo, diciamo. Non si capisce bene esattamente dove è stato colpito. Fatto sta che l'arbitro sospende il gioco per assicurarsi che Burgos sia nelle condizioni di proseguire. Naturalmente colpi alla testa. L'arbitro è chiamato naturalmente a bloccare il gioco. Per fortuna nulla di grave per il numero 9 giallo-blu. Azzalin a rilancio a cercare Cellin, viene anticipato il numero 23 e il possesso torna a Verona. Per il momento la formazione bianconera sta difendendo molto bene su questi continui cambi di posizione veronesi.
Qui non si capisce però Sacchirovski con Celin e regala il pallone a Di Fazio. Fantasia, Doni, Bertoldi ancora per Fantasia. Sembra aver cambiato lo schema di gioco Verona, che qui prova con un lancio in profondità di Bertoldi a servire Burgos, non va a buon fine. Ne è entrato anche Biondo qui in possesso di palla, cerca di duettare con Vanin, intercettato il passaggio di ritorno, rimessa per Jesolo. Vanin prova la conclusione fuori misura. Fantasia cerca di dare indicazioni alla sua squadra, ma qui subito Bertoldi regala il pallone alla Futsal, poi Burgos commette fallo, un calcio di punizione per Jesolo quando sono trascorsi 9 minuti sul cronometro. Marletto per Biondo, Vanin ancora per Biondo, Zalin prova a pescare Celin, buono però l'anticipo di Fantasia che potrebbe consentire a Bertoldi di scattare in avanti. Si fa trovare sul posto Marletto, spinge il pallone in fallo laterale. Partita che per lo più si gioca al centro del campo. Merito soprattutto nella difesa attenta per il momento di Jesolo, che sta mettendo in difficoltà la manovra palla a terra di Verona. E la conclusione qui diretta di Vanin, deviata dal muro di Burgos. Sarà lo stesso numero 2 Biondo, capitano jesolano, a riprendere il gioco. Ancora Vanin, la conclusione, la parata di Di Fazio in corner. Verona costretta in questo momento a subire. È entrato anche Righetti in campo, prova mister Bruno Giorgio a cambiare qualcosa. Certamente non sarà soddisfatto qui a colloquio proprio il mister giallo-blu con Cruccu, probabilmente il prossimo entrato a entrare, scusate, non è entrato. Ancora Jesolo al volo, conclusione di Vanin, molto interessante, bel gesto tecnico del numero 10, non ne finisce fuori non di molto. Righetti, primo possesso di palla per lui, duetta con Bertoldi, poi prova a fuggire via Bertoldi ma braccato da Vanin che lo segue come un'ombra. 1-2 qui non chiuso tra Menegazzo e Burgos, poi Burgos di forza recupera il pallone, tiene anche la palla in campo, non riesce a servire bene Menegazzo, rientrato poco sul terreno di gioco. Però Verona sembra iniziare a esercitare una pressione migliore. La conclusione di Righetti viene deviata da Azzalin in corner. La prima azione offensiva degna di nota per la formazione di casa, quando siamo ben oltre ormai la metà di questo primo tempo. Vediamo Verona come gestisce questo corner con Bertoldi sul punto di battuta, cerca Menegazzo da fuori, il tiro di Menegazzo deviato, poi Burgos lo tiene in campo, probabilmente non ha visto che il pallone era stato deviato, quindi ha cercato Burgos di tenerlo sul parquet, non è riuscito e quindi regala la ripartenza per Jesolo, bloccata qui. Incursione di Celin da Menegazzo e vediamo se
Verona prosegue in questo percorso in crescita di questo primo tempo. Negli ultimi minuti sembra essere entrata più in gioco la formazione di casa. Bertoldi calcia addosso a Marletto. Nota bene a Bertoldi, qui prova Righetti a servirlo, ma Biondo intercetta bene, ancora Menegazzo però se ne esce di gran carriera, va verso la porta, la conclusione deviata dal capitano bianconero in corner. Se ne incarica Righetti della battuta, cerca un pallone alto per Burgos, la conclusione al volo di Burgos, c'è un tocco di Azzalin e quindi corner per Verona. Bel gesto tecnico di Burgos, classe 99, Mattias Burgos. Con il tacco qui Menegazzo prova a espandere la manovra di Verona, che cerca di accerchiare la difesa iesolana. Qui però un pasticcio di Menegazzo e Righetti costretto al fallo. Si prende il primo cartellino della partita. Ancora una volta comunque ottimo il recupero palla di Vanin Andrea. Sicuramente un buon inizio di partita. Si riprende quindi con la punizione per Jesolo con Biondo, serve Marletto. Biondo, Celin. Perde il pallone Celin, lo recupera Crucco appena entrato, cerca il filtrante per Righetti, forse un po' in anticipo, ha cercato questa giocata. Lorenzo Crucco, vice capitano nella formazione di casa, classe 96, sicuramente porta tutta la sua esperienza. Intanto ha provato Righetti, una conclusione da lontano, smanaccia Azzalin per sicurezza in corner. Lo stesso Cruccu sul punto di battuta, movimento all'interno dell'area, Righetti prova una conclusione sporca che finisce direttamente fuori, e allora ripartenza veloce di Jesolo con Celin, fa un buon movimento e cerca dall'altra parte Biondo con un bel tiro cross. È stato bravo Di Fazio a intervenire smanacciando, concede però la rimessa laterale in zona offensiva per Jesolo. Attenzione ancora alla conclusione di Vanin, ribattuta e ripartenza Verona con Menegazzo. Si era liberato bene Menegazzo, ha provato la conclusione, finisce fuori di poco. Questa è probabilmente l'occasione più ghiotta per Verona questi primi 12 minuti trascorsi qui alle grazie di Verona. Il movimento di Celin viene steso da Menegazzo, l'arbitro non ha fischiato fallo, però ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni di Celin. Classe 2005, giovane attaccante iesolano, si riprende, quindi riparte la manovra di Verona. Rientra anche sul terreno di gioco Fami. Vi ricordo, al momento detiene il titolo personale di squadra di capocannoniere. Biondo perde il pallone, Biondo lo recupera Cruccu. Fami attende che si riposizioni la sua squadra, fa ripartire da dietro Menegazzo. Righetti cambia fascia, il numero 5 veronese. Cruccu buono il tunnel di Menegazzo a servire Fami, che qui non riesce a liberarsi di Vanin, che ottiene anche il calcio di punizione. Prosegue il momento positivo di Vanin Andrea.
classe 92, sta portando sicuramente grande qualità alla sua squadra. Biondo cerca Celin, la torre per la conclusione di Mirto, appena entrato, porta in vantaggio la Futsal. Una grande giocata, il lancio di Vanin, la torre di Celin, perfetta per la conclusione di Mirto. Batte Di Fazio e porta in vantaggio la formazione ospite nel corso del 14° minuto. Jesolo ha raccolto la maggiore iniziativa di questa prima frazione. Vediamo se Verona ha forza adesso di reagire. Entrato sul terreno di gioco anche il numero 25 Beltrame, che qui stava per essere servito, anticipato da Cruccu in rimessa. Beltrame lascia l'incombenza a Biondo per la battuta, no, direttamente corner, dice l'arbitro. Conclusione diretta di Biondo, si fa trovare pronto Di Fazio, poi da fuori area, conclusione anche di Sakirovski, smorzata sul nascere, può ripartire Verona. Famì, si punta Beltrame, poi torna indietro alla ricerca di Righetti. Menegazzo, Famì, ancora Righetti. Braccato Righetti da Sakirovski, si gira dall'altra parte per Menegazzo, prova con qualche numero a liberare Cruccu, che ha servito bene la corrente Righetti, mentre viene chiamato il primo time out dalla panchina di Verona. Sarà sicuramente occasione per mister Bruno Giorgio di capire con la squadra cosa non sta funzionando, che per il momento la formazione ospite ha i punti, è meritatamente in vantaggio. Diverse conclusioni verso la porta. Diverso tono sicuramente nel break per la formazione ospite. Si riprende, 5 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Verona chiamata a una reazione del gioco, ma apparentemente anche del morale. Rientra in campo anche Bertoldi qui in possesso. Sono rientrati anche Donin e Campana. E ha cercato Bertoldi di servire proprio il capitano. Pallone però fuori misura. Termina in fallo laterale. Se ne incarica Sakirovski. Cerca direttamente Azzalin. Il lancio di Azzalin a cercare Munteanu. Ci provano spesso questa idea. Eccola di nuovo. Si cerca certamente la fisicità di Munteanu. Beltrame chiede all'arbitro qual è il punto di battuta e fa riprendere il gioco. In possesso l'autore del gol dell'1-0, Mirto. Cede a Munteanu, lotta con Cruccu in mezzo al campo, ancora Munteanu recupera e il pallone dopo un rimpallo finisce direttamente sul fondo. Può ripartire Verona con Donin, Cruccu, Campana, Bertoldi chiede assistenza a Donin, più centrale, in un rimpallo a favore di Verona si guadagna Cruccu la rimessa
lascia direttamente a Campana per la conclusione, ribattuta ancora sul pallone, ci prova Verona, poi Monteanu riesce a recuperare e a guadagnare anche la rimessa. Un buon lavoro difensivo per il numero 12. Mirto fa riprendere il gioco, ancora Monteanu. Stoppa bene il pallone Monteanu, poi non riesce a servire la corrente Mirto, che stava arrivando. La rimessa è comunque per Jesolo. Proprio Monteanu per il tiro cross che Beltrame ha provato a mettere in rete. Ha mancato la conclusione per poco Beltrame. Nuova occasione per Jesolo per portarsi sul doppio vantaggio. 1-2, Bertoldi Campana, si libera bene Bertoldi, entra verso l'area, la deviazione poi arriva da Donin, riesce Verona a mantenersi in attacco. Bertoldi, la conclusione, c'è la deviazione in corner. Sul punto di battuta Bertoldi. È rientrato anche Ciurnelli che si propone, poi invece lascia a Donin. Arbitro però ha fischiato un fallo. Ciurnelli prova a scappare via col pallone, ma viene subito bloccato da Beltrame. Spazza su direttamente da Di Fazio. Ancora Verona in possesso. Guadagna metri Donin. Passaggio per Ciurnelli intercettato da Mirto. Classe 97, Mirto Farlik. Buono lo spunto di Bertoldi. Troppo lungo però. Direttamente da Azzalin. Fa ripartire Jesolo. In comprensione però anche dall'altra parte Sakhirovski non trova nessuno con questo tocco sotto. Verona che prova ancora una volta da dietro con un rilancio di Campana, forse si guadagna il corner qui Ciurnelli, se lo guadagna sì. Bravo a crederci qui Ciurnelli su un pallone che sembrava apparentemente perso. Potrebbe creare un'occasione pericolosa. Cerca di servirlo. Donin si sovrappone Mirto. Ancora Donin sul punto di battuta. Palla più alta. Stavolta Campana. Prova la conclusione. Prende direttamente Ciurnelli. Ma attenzione a Monteanu. Davanti a Di Fazio in break. Arriva il numero 1. Risolvere la situazione e vince il duello con l'attaccante iesolano. Tutto è partito da un'incredibile conclusione di Campana deviata da Ciurnelli, che stava regalando il doppio vantaggio a Jesolo. È stato bravo Di Fazio. La rimessa qui per Jesolo, ancora in zona d'attacco. Vicinissima al 2-0 poco fa. Pasticcia qui stavolta Monteanu. Rimessa a Verona. Donin. Famì prova a servire Campana. Palla troppo lunga. Avrà sicuramente di che parlare Verona all'intervallo. Un gioco sicuramente al di sotto delle qualità che la squadra ha dimostrato nelle precedenti giornate. Qui Famì cerca di guadagnarsi spazio sulla fascia destra. Beltrame mette il pallone in fallo laterale. Ancora Verona. Ciurnelli riesce a girarsi bene. Ciurnelli stava per calciare. Ciurnelli viene steso. Punizione pericolosa
per la formazione di casa. Si lamenta Ciurnelli, chiedeva probabilmente un cartellino. Grande movimento di Ciurnelli che ha difeso bene la palla e poi in mezzo a due provato ad andare davanti alla porta di Azzalin, che schiera 2 uomini in barriera. Ne toglie uno Azzalin, preferisce piazzarli sui pali. Va Donin in azione di disturbo. Campana lascia Ciurnelli, la deviazione di Beltrame in corner. Buono lo schema provato qui da Verona, con Campana che ha fintato la conclusione, ha servito Ciurnelli. Tocco sotto poi di Famì, la conclusione di Campana un po' sporca, finisce sul fondo. Forse un po' lento il passaggio del numero 21. 1 minuto e 40 alla fine del primo tempo. Verona timidamente si fa vedere dalle parti di Azzalin. Riprende proprio l'estremo difensore di Jesolo adesso il gioco, ma il lancio finisce direttamente a Verona. Ciurnelli difende il pallone, Monteanu glielo mette in fallo laterale. Ultime battute per andare alla pausa, in parità per Verona. Sappiamo quanto sia importante non concludere il primo tempo in svantaggio, condiziona un po' l'andamento del secondo. Bello il movimento di Sakhirovsky, il passaggio non preciso per Beltrame, una grande giocata di qualità. E dicevamo come primo tempo di Verona difficile. Un gol sarebbe una manna dal cielo adesso per la formazione di casa. Alla vista anche di un secondo tempo che sarà tutto alla ricerca del gol. Monteanu. Si libera bene Monteanu. Poi serve Sakhirovsky. Si è girato velocissimo Sakhirovsky, poi con un tocco di punta ha provato a sorprendere Di Fazio, si fa trovare pronto e respinge in corner. Ancora Sakhirovsky. Libera Monteanu, la conclusione, Campana la devia e fa venire un brivido ai supporter veronesi qui sulle tribune. Stava per mettere fuori causa il suo portiere, poi Vanin conclude, ma la deviazione di Ciurnelli concede un nuovo corner, quindi conclude probabilmente Jesolo in attacco questo primo tempo. Sakhirovsky. Monteanu preferisce tornare indietro da Azzalin. Il filtrante di Vanin non trova Callegari e allora ancora Verona, 10 secondi al termine. La combinazione qui non va a buon fine tra Ciurnelli e Donin, se ne lamenta un po' Ciurnelli. Monteanu. Si conclude qui il primo tempo. La Futsal Jesolo è in vantaggio su Verona con la rete di Mirto. Piccolo break per noi, restate collegati per goderci questo secondo tempo dove Verona cercherà di ribaltare il risultato. A tra poco.
Rieccoci tornati, amici sportivi di Avelia, dal Palazzetto Le Grazie di Verona. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Verona e Futsal Jesolo. Per chi se lo fosse perso, la formazione ospite è in vantaggio per la rete di Mirto, segnata nella prima frazione di gioco. Squadra già in campo, da sinistra a destra dei vostri teleschermi, in maglia bianconera la Futsal e da destra verso sinistra in maglia verde Verona. 20 minuti per ribaltare il punteggio per Verona, 20 minuti per consolidarlo per la Futsal, che ha ben figurato nel corso della prima frazione. Verona è apparsa quantomeno sottotono rispetto alle ultime partite casalinghe. Non fa testo naturalmente settimana scorsa, dove Verona è stata sconfitta interrotto con la sconfitta della settimana scorsa. Verona, dicevamo nel pre-partita, una bella serie di vittorie che stava portando Verona verso il vertice della classifica. C'è stata una battuta di arresto settimana scorsa. Futsal che invece sta cercando di risalire le posizioni, attualmente occupa la 14ª. Monteanu qui difende bene il pallone, poi conclude, prende il palo. Buona l'azione di Monteanu, andata vicino al raddoppio Jesolo nel corso del primo minuto della ripresa. Rimessa per gli ospiti con Callegari per Vanin, Sakirovski, Vanin, il lancio per Monteanu, arriva Fantasia di gran carriera, recupera il pallone, conclude verso la porta. Il pallone termina alto, prova a suonare la carica Fantasia anche ai suoi compagni. Ancora il numero 8 recupera il pallone, Righetti. È mancata la costruzione del gioco a Verona nella prima frazione. Cosa che l'aveva contraddistinta nelle scorse settimane. Qui buono 1-2 Righetti Bertoldi, poi arriva Vanin Matteo in questo caso e butta in fallo laterale. Righetti prova la conclusione, rimpallata, Burgos prova a intervenire, bene Azzalin, il rilancio di Azzalin direttamente per Sakirovski, prova un aggancio difficile, il numero 9 non riuscito, quindi possesso Verona. Fantasia sbaglia il passaggio per Bertoldi, probabilmente anche confuso dalla presenza del direttore di gara. Allora, possesso Futsal con Monteanu che difende la rimessa laterale guadagnata da Sakirovski. Va direttamente lui a battere Monteanu. Vanin, Callegari, un aggancio difficoltoso per Filippo Callegari, giovanissimo, classe 2006, il più giovane della sua squadra. Fantasia. Bertoldi non capisce le intenzioni di Burgos, che era invece arretrato, e prosegue un po' questa difficoltà di Verona di costruire gioco. Righetti qui recupera un pallone in mezzo al campo, poi cede a Bertoldi. Monteanu mette direttamente in rimessa. Ancora il numero 99 sul punto di battuta. Buono lo stop di Righetti.
Ancora Bertoldi. Fantasia. Lancio per Burgos, l'aggancio è buono di Burgos, poi circondato da uomini in maglia bianca, perde il pallone. Poi Bertoldi prova a colpire di testa questo pallone difficile e lo passa a Di Fazio. Righetti. Colpo di tacco di Righetti. Grande qualità del numero 5 veronese. Callegari poi intercetta l'iniziativa di Bertoldi. Ancora rimessa Verona. Conclusione di Righetti, ribattuta. Può ripartire Jesolo con Munteanu. Brusca frenata di Munteanu. Preferisce il possesso Jesolo. Azzalin però lancia direttamente verso Munteanu. Troppo alta. Interviene Di Fazio. 3 minuti e mezzo trascorsi in questa ripresa, ma il copione sembra quello del primo tempo. Verona cerca di creare gioco, ma oggi è un po' a fatica. Qui Fantasia, dopo un bel lancio di Bertoldi, riesce a trovare una conclusione. Questa volta lo schema veronese è andato a buon fine. La conclusione di Fantasia termina sul fondo. Callegari, bloccato da Righetti. Ancora Callegari. Sakirovski. Qui Marletto un po' con sufficienza perde questo possesso palla. Fantasia, Burgos prova a lanciare Righetti. Era un buon pallone e lo applaude infatti Righetti. Leggermente troppo lungo. Sakirovski sul punto di battuta. Preferisce ripartire da Azzalin. Nuovo lancio di Azzalin direttamente da Di Fazio. Fa ripartire subito Burgos, ma circondato, è solo Burgos da 3 in maglia bianca. Buono lo stop di Munteanu, distribuisce per Sakirovski. Dall'altra parte per Marletto, buono il filtrante di Callegari in mezzo per Munteanu. Attenzione al break di Verona, 3 contro 1. Bertoldi sbaglia tutto Bertoldi e vanifica un'enorme occasione per Verona. Se l'era creata bene Verona questa palla gol, nata da una bella iniziativa corale di Jesolo, stava per essere pericolosa. Qui Munteanu prova la conclusione diretta, ribattuta da Verona. Donin, Campana, Bertoldi, Burgos. Pressing adesso asfissiante di Jesolo, che ha deciso di alzare il ritmo in fase di pressing per rendere ancora più difficile il possesso palla a terra della formazione di casa. Donin. E ancora una volta il pressing ospite va a buon fine qui con Celin, pressa capitano Campana, costretto a mettere il pallone in fallo laterale. Ancora Celin, cerca di restituire il pallone a Sakirovski, interviene Donin e concede corner. Nuova occasione per Jesolo. Scavalcato Marletto, prova la conclusione. Munteanu, alta. Munteanu sicuramente punto di riferimento della formazione ospite, senza dubbio il giocatore con più minutaggio al momento di questa partita. Fami, una scorribanda di Fami, perde il pallone, prova il contropiede Jesolo, qui però si prolunga troppo il pallone. Sakirovski non è riuscito a trovare l'attimo per servire. Dall'altra parte Celin che si era proposto. Bene per Verona
che quindi beneficia di un nuovo possesso. È iniziato anche Ciurnelli sul terreno di gioco. Famì prova proprio a servirlo, chiude Munteanu. Eccolo Ciurnelli, prova con un colpo di tacco a servire Famì. C'è un fallo però in attacco di Ciurnelli, si lamenta col direttore di gara. Azzalin, lancio ancora una volta per Di Fazio, questa volta sembrava poter arrivare Mirto sul pallone. Abbiamo visto come Azzalin cerca spesso questo lancio, buono il pallone per Ciurnelli, servito da Campana, è uscito però subito Azzalin, buona visione di gioco dell'estremo difensore esolano. Allora, corner per Verona. Famì, Campana, può calciare Campana, lo fa. Il tiro prende direttamente Vanin, poi riprova ancora la conclusione, stavolta si interpone Marletto. È una nuova rimessa per Verona. Tocco corto di Famì, scambia con Campana, lascia a Donin, può liberare il destro, Donin lo fa. Cellin intercetta, ancora Famì. Prova a insistere Verona, Famì prova una conclusione che termina fuori. Ha fatto bene però a provarci Famì, ha bisogno di occasioni da rete Verona, ha bisogno di prendere un po' di coraggio. Qui ha tentato Vanin un piattone di sinistro terminato largo alla sinistra della porta difesa da Di Fazio. Donin, anticipato Ciurnelli dal tiro di Marletto, grande risposta di Di Fazio. Molto bene Marletto in questa circostanza, ottimo anticipo e poi conclusione istantanea. Si è fatto trovare pronto Di Fazio. È comunque una buona futsal anche in questo secondo tempo. Irregolare la battuta di Mirto del fallo laterale e quindi consegna il pallone a Verona. Ciurnelli sbaglia ancora una volta, recupera Mirto. Mirto va verso Di Fazio, poi conclude, per fortuna però di Verona in malo modo, termina direttamente sul fondo. Altra buona occasione per Jesolo. Campana, Famì prova con un tocco sotto a servire Ciurnelli, difende bene il pallone Ciurnelli, lo lascia a Campana. La conclusione di Campana termina fuori. Ha creato un buon muro qui Ciurnelli e ha difeso molto bene su Marletto, ha lasciato per Campana. Ha provato il diagonale, il numero 10 finisce fuori di poco. È una delle migliori occasioni queste per Verona. Si riprende con Azzalin che lancia lunghissimo ancora Mirto, difficile l'aggancio di Mirto, cammina direttamente sul fondo il pallone, rientra sul terreno di gioco anche Righetti, eccolo qua in possesso di palla. Famì prova a saltare Vanin, fa buona guardia il numero 10 Iesolan, quindi Verona di nuovo in possesso. Buono anche qui l'anticipo di Cellin. Oggi una difesa davvero sugli scudi, quella della futsal. Verona fatica, anche se sicuramente rispetto al primo tempo ci sta provando con maggiore intensità. Qui il lancio di Righetti era per Ciurnelli, troppo lungo. È rientrato anche Biondo sul terreno di gioco. Qui Righetti in anticipo, allontana Verona e può manovrare Donin.
Giurnelli, Righetti, Fami, anticipato Giurnelli da Vanin che mette il pallone fuori. Sportivamente Andrea Vanin che consente a Giurnelli di riprendersi. Giurnelli non la prende bene. Probabilmente ha a che ridire con l'arbitro per non aver concesso questo calcio di punizione. Tostà che si riprende con Celin, Mirto si porta il pallone sul destro, lo prova, risponde bene per l'occasione Bertoldi. Il lancio poi di Donin è direttamente in fallo laterale. Andrea Vanin sul punto di battuta, batte. Ennesimo lancio di Azzalin. Celin per poco non trova l'aggancio. Buono lo spunto di Giurnelli che si libera del difensore davanti al portiere. Giurnelli lo salta, Giurnelli! Grandissima giocata di Giurnelli. La pareggia lui. A 10 dalla fine. Ed è sicuramente un bellissimo gesto tecnico quello di Giurnelli che in mezzo al campo si è liberato di biondo. Ha saltato Azzalin e ha depositato in rete. Non aveva brillato Giurnelli fino a questo momento. Si è rifatto direi alla grande con questa splendida giocata. Donin adesso deve cogliere l'attimo Verona, sfruttare questo momento positivo. Giurnelli prova con un tacco a riservire Menegazzo, anticipato, allontana poi Azzalin, il pallone poi prende il soffitto, quindi l'arbitro assegna rimessa a Verona. Menegazzo, Donin, Righetti, Menegazzo, si propone Donin, viene servito invece Righetti, male però, recupera per fortuna di Verona Donin perché era ben sbilanciata la squadra. Righetti, Donin, Righetti, può calciare, lo fa, bene però l'intervento di Mirto a bloccare. Celin, buono il recupero di Menegazzo, adesso prende fiato Verona con Righetti, servito da Menegazzo, Righetti con il piattone la mette in rete. Verona in vantaggio 1-2 micidiale. In un minuto Verona la ribalta. Grande personalità di Verona che ha sofferto un po' per tutta la partita, soprattutto in fase di costruzione di gioco, ma ha colto davvero la palla al balzo. E adesso tutto da rifare per gli ospiti, che fin qui avevano fatto una signora gara difensiva, impedendo praticamente qualsiasi cosa a Verona. La giocata di Giurnelli ha stravolto gli equilibri e ha galvanizzato Verona, che si ritrova quindi a 9 minuti dalla fine avanti per 2-1. Qui Munteanu prova adesso a rispondere Jesolo. Munteanu si è scontrato con Di Fazio. Munteanu va a scusarsi con il portiere veronese. Che per fortuna
preso solo una botta di lieve entità, quindi si potrà riprendere. 8 minuti e 50 alla fine. È successo di tutto nell'ultimo minuto e mezzo. Verona con 2 reti ha ribaltato il punteggio, una partita che sembrava stregata. La prodezza di Ciurnelli ha aperto la strada al 2-1 di Righetti e adesso Verona ha sicuramente più leggerezza nella manovra. Si è avvertito un po' subito anche già dal gol di Ciurnelli. Qui non si capiscono però Menegazzo e Righetti. Sicuramente l'umore invece meno sereno per la formazione ospite, che si è ritrovata a dominare per larghi tratti la partita e ora ritrovarsi in svantaggio. 8 minuti comunque, c'è tempo per un finale scoppiettante. Burgos, numeri di Burgos, si libera anche di Munteanu con un bel tunnel. E allora Righetti, Fami, prova a sovrapporsi Fami, non servito da Righetti, preferisce ripartire. Adesso viene tutto più facile a Verona, anche questo possesso lo testimonia. Lancio qui di Righetti a cercare Burgos fuori misura, poi Righetti lascia posto al ritorno in campo di Donin. Prova Vanin a lanciare Munteanu, attenzione lo stop di Munteanu, prova la conclusione, si è allargato un po' troppo a Munteanu prima di concludere, ha reso difficile poi la conclusione. Burgos si scontra con Vanin, Andrea e Matteo, poi intervento duro di Burgos, viene ammonito dal direttore di gara, certamente sul pallone ma molto molto duro. Esce dolorante Vanin dal campo, viene sostituito direttamente, speriamo nulla di grave per lui. Si riprenderà quindi con la punizione per la futsal. Andrea Vanin fa ripartire Marletto. Il lancio di Vanin a cercare Munteanu, troppo lungo. Menegazzo, Burgos. Donin. Poteva sfruttare qui il 3 contro 3 Donin, preferisce mantenere il possesso. Fami. Salta Beltrame, Fami. Va davanti al portiere. Prova Fami, la conclusione termina alta sopra la traversa di Azzalin. Bella giocata il numero 21 veronese Munteanu. Buono lo stop di Munteanu, arriva proprio Fami a rubargli il pallone, poi Beltrame lo recupera e Marletto riserva Munteanu, cerca di scavalcare Menegazzo con un sombrero, non ci riesce, poi un batti e ribatti, un po' di confusione. Adesso è aumentata l'intensità di gioco, Vanin riesce a recuperare il pallone, prova un diagonale con il sinistro largo alla sinistra di Fazio. Donin. Burgos trova Menegazzo, buono lo scambio per Donin. Donin prova a saltare Vanin, viene steso, calcio di punizione per Verona. Un buon punto questo, va a Menegazzo sul punto di battuta, vediamo.
come deciderà di procedere qui Menegazzo. Scatta Famì, Menegazzo lo serve, Famì prova con la punta a sorprendere Azzalin, che alza il pallone sopra la traversa, quindi corner. Al punto di battuta Donin cerca Burgos dall'altra parte, il pallone però fugge via e guadagna Jesolo una rimessa per il neo rientrato Sakirovski. Qui non si è compreso esattamente cosa chiedeva l'arbitro. Poi attenzione, Marletto prova una conclusione che di Fazio smanaccia in calcio d'angolo. Altra conclusione verso la porta di Munteanu, direttamente sul fondo. Menegazzo, Famì, arriva Beltrame e concede un'altra rimessa. 5 minuti e mezzo al termine. Verona conduce 2-1 al vantaggio ospite di Mirto. Nella prima frazione hanno risposto nell'ordine Ciurnelli e Righetti nella ripresa. Adesso l'incombenza della rimonta spetta a Jesolo. Qui Sakirovski discute un po' con il direttore di gara, chiedeva una spinta. Attenzione! Rischio Donin Menegazzo, e Munteanu stava per ricevere un regalone. È andata bene qui alla difesa veronese. Burgos, Donin Menegazzo. Si fa anche un po' meno intenso il pressing ospite su questo finale di partita e sicuramente Verona riesce a gestire meglio il possesso, anche in questo caso prolungato. Donin con buona qualità, qui Verona fa passare il tempo. Infatti viene chiamato il time out dalla panchina di Jesolo. Vediamo come cercherà di concludere questo finale di gara la formazione ospite, se si riverserà totalmente in attacco e se Verona proverà ad approfittarne. E certamente sapevamo che Verona ottiene risultati migliori nella seconda frazione di gioco. Certamente per come si era messa iniziavamo a dubitarne questa volta. Adesso Verona sta uscendo con la sua qualità, sta riuscendo a tenere possesso, a creare gioco. Si riprende con Sakirovski, Mirto. Anticipo di Menegazzo. 4 minuti e mezzo alla fine. Campana si scontra con Munteanu. L'arbitro concede la rimessa a Jesolo. È rimasto a terra Bertoldi. Era appena rientrato sul terreno di gioco. Si rialza il numero 99. Può proseguire probabilmente la gara, sì. Mirto, Sakirovski, il lancio per Munteanu, spazza via Campana. Ciurnelli contro Sakirovski, cerca Campana, lo trova. Dall'altra parte Menegazzo, ancora per Ciurnelli, scivola sul pallone Ciurnelli, poi numero a saltare Marletto, pallone però si allunga e viene perso da Verona. Lo recupera subito però Campana. Buono
però il contro break di Mirto. Marletto, Sakirovski. Marletto alza questo pallone ma non trova nessuno, trova Campana. Bertoldi, occasione per Verona, abbiamo 3 contro 3. Bertoldi prova la conclusione. La risposta di Lovisetto in calcio d'angolo. No, non ha toccato. Il pallone è già stato recuperato da Verona. Con Bertoldi cerca Ciurnelli, anticipato Sakirovski. Bene Menegazzo, chiude la porta a 3 minuti dalla fine. È certamente tutto fondamentale in fase difensiva. Munteanu. Marletto anticipato da Bertoldi. Adesso è Verona che si adopera a difendere con grande convinzione. E viene chiamato un altro time out, stavolta dalla panchina veronese, probabilmente per spezzare un po' il gioco e rendere complicato il recupero a Jesolo. È stato senza dubbio un secondo tempo un po' più vivace del primo. Merito anche della prodezza di Ciurnelli, che ha cambiato la serata per Verona. Bertoldi può riprendere il gioco Verona. Di Fazio cerca Ciurnelli, anticipato da Marletto. Menegazzo in anticipo, Munteanu però ruba il pallone, ancora Munteanu, entra in area Munteanu, Menegazzo riesce a rubare il pallone e ripartire in contropiede, poi esagera ma riesce con la punta a servire Ciurnelli. Attenzione a questa occasione per Verona. Ciurnelli preferisce tornare indietro, fa bene. Per un attimo sembrava che Menegazzo fosse riuscito a servire Ciurnelli davanti al portiere. Ha fatto una magia Menegazzo lì a non perdere la palla. Cede proprio ora il posto a Fantasia per questo finale di partita. Bertoldi regala il pallone a Mirto. E allora Mirto lascia dall'altra parte Marletto, la conclusione di Fazio. Pericolosa opportunità per gli ospiti. Marletto va a battere subito Sakirovski. Munteanu scambia con Mirto, 1-2 riuscito. Munteanu, ancora Mirto, palla dentro. Marletto si divora il gol del pareggio. Marletto, una grandissima azione di Jesolo. Munteanu, Mirto hanno costruito una triangolazione fenomenale che ha portato il numero 7 alla conclusione. È andato un po' troppo sicuro probabilmente. Palla direttamente sul fondo e Verona ringrazia. Menegazzo qui parte da solo, poi conclude verso la porta. Lovisetto smanaccia come può. Rimessa a Verona. Bertoldi, Fantasia prova a calciare direttamente. Pallone sul fondo. 2 minuti e 6 secondi al termine. Per le speranze di Jesolo e per il ritorno alla vittoria per Verona, che momentaneamente conduce. Marletto. Sbaglia Marletto il lancio, Marletto ha sulla coscienza l'ultimo gol mancato, che avrebbe certamente cambiato questo finale di gara. Negazzo qui prova a liberarsi di Mirto, non subisce fallo secondo il direttore di gara. E allora Sakirovski, Marletto, tocca sotto per Munteanu. Male, lo sostituisce mister
Campagner. E quindi rientra per questo finale Andrea Vanin, eccolo qui in possesso di palla. Sakirovski, Munteanu, si punta Fantasia, la conclusione di Munteanu ribattuta da Fantasia, rimessa a Jesolo. 1 minuto e 20 secondi. Il tempo scorre e si riversa adesso in avanti Jesolo. Sakirovski, Vanin. L'arbitro però dice che è tutto fermo. Si riprende ora. Vanin, Munteanu, Sakirovski. Ha spazio, lascia per Mirto. Vanin! Una rasoiata di Vanin. Fuori. Sono state ormai parecchie le occasioni per Jesolo di pareggiare questa partita. Mancata la freddezza sotto porta. Per il momento Verona ringrazia. Qui Bertoldi sbaglia completamente il passaggio e regala un altro pallone a Jesolo. Sakirovski alza la palla per Munteanu, trattenuto, o almeno chiedeva così Munteanu, non viene accontentato dall'arbitro. Attenzione, prende un rischio qui Menegazzo. Poi Bertoldi lotta con Mirto, vince il duello, conclude direttamente verso la porta. Lovisetto blocca e fa ripartire. Acceso finale adesso di partita con 35 secondi al termine. Viene ammonito sicuramente per proteste Munteanu. Non ha gradito il direttore di gara le lamentele del numero 12. Rimessa Verona, battuta male da Menegazzo e quindi attenzione che regala un'occasione a Jesolo. Deve gestire il pallone meglio qui Verona. Mirto, 28 secondi alla fine. Sakirovski cerca Munteanu, recupera Burgos, importante questo recupero, poi lo riperde subito Vanin. Prova a scappare sulla fascia Vanin, si allunga troppo il pallone e regala la rimessa a Verona. 14 secondi, decide di buttarla su Fantasia. Lovisetto, 10 secondi per Jesolo, ultima occasione, pallone lanciato su, Menegazzo allontana, lo raccoglie Bertoldi che viene steso, arbitro ferma il gioco, ma Fantasia era davanti alla porta. Ma a 2 secondi dalla fine può recriminare solo Fantasia per non aver segnato magari un possibile gol, ma certamente non recrimina Verona, che chiude questa partita con questo calcio di punizione e si porta a casa una vittoria importantissima, soprattutto perché ottenuta in una serata non facile. Batte Menegazzo e fa scadere il tempo. Verona batte 2-1 Futsal Jesolo e quindi si riporta Verona a ridosso delle prime della classe. Per la Futsal invece una partita giocata molto molto bene, troppi errori nella seconda frazione di gioco. Sicuramente in crescita però la squadra. Noi vi ringraziamo per averci seguito in questa serata di calcio a 5. Vediamo appuntamento per le prossime partite casalinghe di Verona e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.